Stefano Lazzari, su suggerimento di Manuel Berengani, io la chiamerei webmaster di questo progetto. Si può definirla così? Maestro del web? Il webmaster innanzitutto vabbè, è come dire, una figura professionale come ce ne sono tante altre. Nel caso specifico il lavoro che è stato fatto su questo sito fondamentalmente diciamo, ha due anime. Da una parte un'anima più tecnologica, cioè è stato quello di poterlo realizzare utilizzando delle tecnologie che tra l'altro sono già esistenti. Avete utilizzato software esistenti. Assolutamente sì. L'obiettivo è quello di, come dire, di utilizzare strumenti che già esistono e di poterli mettere insieme, no? Per cui di cucinare diciamo, un buon piatto partendo dalle buone materie prime. Poi il secondo aspetto invece è tutta la parte di gestione della comunità, cioè la gestione di tutta quella parte che può essere, come dire, autoriale o legata alla creazione di una comunità e che comporta forse ancora più lavoro della parte, come dire, specificatamente tecnica e organizzativa. Ecco. Ricordiamo qual è il sito di cui vi state occupando, lei e immagino i collaboratori, certo, e in particolare quindi ci dica la sua esperienza personale, com'è il feedback, come rispondono le persone a questo, a questa nuova tecnologia per la partecipazione. Allora, innanzitutto i siti sono due, perché uno è, come dire, un sito che in questo momento si occupa di comunicare come se fosse una specie di portfolio e ha un indirizzo che è Demotopia, ovviamente, demotopia.net. Il secondo Di cui invece... stiamo parlando oggi, proprio il convegno. Demotopia si dice, perché tutti la stiamo chiamando demotopia, però demotopia sarebbe più greco, o no? Mm. Adesso, non entro nel merito, ma Mi Demotopia... incuriosiva perché se fosse demotopia dovremmo tutti un attimo adeguarci a questo nuovo accento sulla... Demotopia, Demotopia. E il secondo invece è un social network, è una piattaforma che preesiste, si chiama Ning, sulla quale tutti possono aprire un proprio social network, che può essere anche banalmente, come dire, gli inquilini di uno stabile possono aprire. Io ho visto dei Ning che sono composti dagli inquilini appunto di un condominio, oppure possono essere dei gruppi sociali molto più sofisticati e complessi. Abbiamo scelto questa piattaforma perché ci dava tutte le caratteristiche necessarie che servivano a noi, in più ovviamente anche gratuita, e in più poteva essere, come dire, attrezzata con una serie di strumenti software super successivi, si chiamano add-on o plugin, adesso non entro nell'ambito tecnico, che ci dava maggiore potenzialità. In questo momento, ad esempio, abbiamo uno streaming video che permette di poter far vedere esattamente in questo momento quello che accade in sala. Questo infatti l'ho ricordato prima e direi che è un bellissimo insomma, segno di innovazione. Assolutamente, perché io credo che la cosa fondamentale che si coglie in qualche maniera con lo streaming video è il fatto di poter partecipare. Io credo che in qualche maniera la vera forza delle tecnologie sta nella loro empatia, nella loro capacità di entrare in sintonia non con come dire, i linguaggi, ma con il sentire. Cioè, il fatto di sentirsi in contemporanea partecipi di un evento vale molto di più della possibilità di poter dialogare a posteriori. Cioè esserci in qualche maniera dà valore alle cose. Click nunca che cambia tutto. Esattamente, esattamente. Togliere questa possibilità di dire io c'ero in quel momento, significa togliere gran parte dell'esperienza che una persona ha di una partecipazione. Una delle cose più difficili, ad esempio, pensiamo ad esempio alla formazione a distanza, è il senso di solitudine che uno ha quando deve affrontare una logica tipo adesso mi metto qui, faccio i miei compiti oppure parlo, sì, ma in distanza. Allora c'è un senso di solitudine, di raccoglimento che spesso non è positivo. Tutti quegli strumenti che permettono... Però potrebbe essere la videoconferenza, potrebbe rendere, non è un po' come il partecipare, il condividere, poter dare una testimonianza dello streaming, cioè il sentirsi tutti insieme e condividere lo spazio e le coordinate spazio-temporali, insomma, non ti fanno sentire un po', ci si sente isolati, secondo lei lo stesso? No, tutto quello che porta a poter condividere uno spazio, allora, nel caso di uno streaming è uno spazio remoto e distante, no? Nel caso di un ambiente, un po' come sono ad esempio gli ambienti di Second Life, piuttosto che Twinity, piuttosto che
tutti questi social networking tridimensionali, ad esempio, danno un valore ancora più alto alla partecipazione. Cioè, c'è veramente la sensazione di essere partecipi di un luogo. Il fatto di essere lì presenti dà un grande valore, ad esempio la memoria, a mio parere, diventa molto più vivida degli eventi che ti capitano, perché significa essere lì e non avere letto gli atti a posteriori, ma E poi dare una testimonianza in prima persona di quello che hai visto e sentito. Quindi è una testimonianza diretta e non più, diciamo, filtrata da organi di informazione in questo caso. l'organo di informazione tradizionale, in questo momento, dovrebbe servire da filtro e in qualche maniera da elemento critico, e sarebbe molto bello che questo potesse poi far diventare una sinergia che ci sono fra le nuove tecnologie e i media tradizionali nell'ambito, come dire, di creare e dare agli utenti la possibilità di avere una esperienza nuova dei media. Perché poi alla fin fine la tecnologia, se no, è un gadget, o passa attraverso i sensi o è ferro.